La vicenda risale a ottobre 2023. Nader e Asma vengono dalla Tunisia e finiscono per vivere in auto con i figli. E qui, ma emerge solo ora, ecco l'intervento dell'immunologa Antonella Viola, volto noto della comunicazione scientifica. La coppia è in Italia da 2 anni, supportata anche da un percorso di accoglienza. Hanno 2 bimbi piccoli, lui finalmente trova lavoro, ma iniziano i problemi. Non è una questione di soldi, ma questa famiglia non trova nessun proprietario padovano disposto ad affittare una casa e così finiscono per vivere in auto, raccontando la loro storia anche ai nostri microfoni. Io ho tempo determinato, contratto di lavoro, non problema di mangiare, non problema solo la casa. Io ho cercato tutto, tutta l'agenzia, lascia tu numero, ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. Niente. Le ultime notizie arrivano in queste ore. Con un lungo post sui social, l'immunologa Antonella Viola si scaglia contro il sindacato Fillea CGIL, che in un primo momento si sarebbe intestato il merito di aver trovato una soluzione per Nader e Asma. Il problema non è soldi, il problema è che sempre l'agenzia lascia il tuo numero e quando io ho trovato una casa, sempre il proprietario nuovo è straniero. Non avrebbe mai voluto rendere pubblico il suo impegno, scrive la divulgatrice scientifica, ma vuole precisare come si sono svolti i fatti e lei racconta che ha ospitato per un mese a casa sua la famiglia tunisina e poi ha acquistato un appartamento affittandolo ai due per una cifra sostenibile. La CGIL risponde che non si voleva disconoscere il merito della privata cittadina, come era stato definito l'intervento della docente universitaria del marito, e che lo scopo era quello di sollevare la questione dell'emergenza abitativa. Dopo qualche ora Antonella Viola comunica che le sono arrivate le scuse della CGIL e che per lei ora la questione è chiusa.